Il radicchio rosso di Treviso e quelli di Chioggia e Verona, il fagiolo di Lamon, il prosciutto iberico Euganeo, il formaggio asiago, Piave e ancora il prosecco. Sono 36 prodotti DOP IGP del Veneto, equamente suddivisi tra i due marchi, che garantiscono l'eccellenza dei prodotti dell'agroalimentare e rappresentano un punto di arrivo per le aziende della nostra regione. Le nostre aziende da anni hanno fatto un percorso importante nel loro sviluppo, nella loro crescita, nel cambiamento anche gestionale delle proprie ditte e sono arrivati a produrre questi prodotti a marchio, un marchio riconosciuto a livello europeo che è soggetto sistematicamente a dei controlli. Oltre 6.000 persone hanno invaso Piazza Giorgione a Castelfranco per conoscere più da vicino questi prodotti. Crediamo sia importantissimo promuovere le straordinarie produzioni del nostro territorio e soprattutto valorizzare la grande capacità dei nostri produttori. Manifestazioni come il Festival delle Eccellenze Agroalimentari Veneti hanno proprio lo scopo di dare visibilità e avvicinare i consumatori ai prodotti della nostra terra. Un'azione di divulgazione, di informazione del consumatore in primis e dall'altro mettere in evidenza tutte quelle produzioni di grande qualità che vengono fatte sul nostro territorio. Non dimentichiamo che la nostra regione è una delle regioni che ha maggior numero di prodotti a marchio a livello nazionale.